industria o si investe o si chiude. In particolari momenti andare a definire l'innovazione, cioè la cosa un po' più particolare, queste cose che aiutano a migliorare la parte tecnologica degli impianti, che ci permette di fare dei prodotti che sono in parte unici, perché ogni azienda tutti gli anni deve investire in qualcosa e in qualcosa che permetta l'innovazione. Solitamente si sente anche in giro: sei quello che mangi. Allora noi vogliamo mettere un tassello importante sulla vita dei nostri clienti, amici, appunto aiutandoli a dargli un prodotto di un certo tipo. Dietro quel prodotto c'è appunto tutta un'attenzione riferita alla salubrità del prodotto, e alla sostenibilità economica del prodotto e alla sostenibilità ambientale. Se io penso che il vigneto è un ecosistema, un insieme di vita tra microrganismi, piante, insetti, eccetera, io voglio portare a casa i miei bei grappoli, però senza negare la vita di altri. Io credo che un'azienda sta bene quando è ben inserita nel territorio, e allora in questo modo ci si supporta.